Il cuore mio è bianco e rosso, la fede è profonda, come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo. Volano valle per vincere, a nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano. Kane is in the building.
Il Volano Volley viene da 6 vittorie consecutive in campionato e ovviamente adesso arrivano le sfide più complicate, ovviamente, perché prima della Pasqua avremo un match che vale tanto, ma oggi è un match doppio perché c'è una squadra che sta giocando bene, che è la Duna Padova, quindi le trazione alta. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Commento rapido dell'inizio della partita perché io adesso dovrò andare a fare la presentazione, quindi saluto Andrea Zeni, il nostro scoutman, Fabrizio Sava in regia e ovviamente Alan Berloffa, il responsabile streaming che ci regala le parti. Allora, adesso vado a fare la presentazione da speaker e poi ci vediamo per l'inizio della partita.
Netto di Dainese che non va a buon fine. C'è Carlotta Petrussiello che ha provato l'attacco ancora. Dainese, difesa di Giudice. Magassa al centro, De Val in free ball. Tentativo di Giudita Romano che è vincente. Primo punto a favore di Bancagna Padova che porta la squadra sull'1-0. Allora ci siamo. C'è il punto della Rotoblast, uno pari con Carlotta Petrussiello. Allora pronta adesso al servizio Jessica, la nostra capitana, alla battuta. A 1. Risultato di 2-1 per a favore della Rotoblast. Ancora Jessie al servizio, autrice del poco fa delle hit, che ha portato in vantaggio le biancorosse. Riceve Cavalera. Deve concedere una free ball. Rittieri. Attacco con mani out di Gaia Biondi, vale il pareggio. Giulia Dainese al servizio. Fischia adesso l'arbitro, il signor Davide Iosca della sezione di Verona. Il secondo arbitro è la signora Chiara Rissardo, sempre della sezione di Verona. Attacca Magazza. C'è la difesa di De Bortoli. Rittieri. Attacca Biondi, ma non riesce all'attacco. Ci prova anche Carli, ma viene murato. De Bortoli c'è la free ball di Dainese. Bortoli. Attacca Magazza, la palla è in campo. 3-2. Vale il 3-2 per la Rotoblast, il punto di Francesca Magazza. Al servizio Carlotta Petrussiello. Petrussiello, servizio, palla un po' complicata da parte di De Bortoli che concede una free ball Comotti. Bortoli. Petrussiello forse un po' preso in controtempo per questo attacco. Cavalera. Attacca De Bortoli. Magazza. E Giudice, il Bortoli. Attacca Campagnane. Punto vincente della Rotoblast con Benedetta Campagnolo. 5-2. Ancora Carli al servizio. 5-2 al momento per la Rotoblast. Una buona porzione di tifosi anche dal lato Aduna. Servizio battuto su Comotti. Tentativo d'attacco murato. Biondi murata. Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block.
C'è il time out, andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorosa di Volano, 6-2 il punteggio a favore delle ragazze di Luca Parlattini durante il primo set di questa 19ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto la Rotoblas Volano Volley contro la Banca Biondi con Risieri. Poi c'è l'attacco vincente di Giorgia De Bortoli. 6-3 il punteggio. Capitana della Duna Padova. Non è De Bortoli lei, scusa. Perché ha detto Patagnino? Ah, ok, adesso ho capito. Magazza! Francesca Magazza in mezzo al muro di Biondi e Ristieri. 7-3. Francesca Magazza al servizio. Il problema è che qua dentro è sempre un bel forno quando arrivano i giorni giusti. Gaia Biondi al servizio per la formazione violetta di Padova. Servizio! De Bortoli ha dovuto mandarla nell'altra metà campo. Ed è vincente l'attacco di Giuditta Romano, vale il quinto punto per la Duna, 7-5. Presa un po' in controtempo Bortoli, che provando ad alzarla l'ha consegnata nelle mani di Padova. Prova a scaldarsi anche la curva biancorossa. Punto numero 8 a favore del Volano. Servizio di Campagnolo, battuto su Comotti, che prova ad attaccare out l'attacco di Comotti. Non c'è il tocco al muro, vale il nono punto per la Roma, 9-5. Vedete Campagnolo. Servizio di Campagnolo, serve sempre su Comotti, forse un po' lunga, ce l'ha quasi una free ball che Magazza ha dovuto salvare. Subito, brava Petruziello, ma il Magalbero, 10-5. Magalbero. Servizio ancora su De Bortoli questa volta. Attacca Comotti in pallonetto. C'era quasi arrivata Galbero. Federica Comotti, 7 punto per la formazione allenata da Lorenzo Amaducci. Contro il servizio Rissieri, riceve De Val. Bortoli subito! Non era pronta la difesa violetta. Laura Bortoli, l'autrice dell'ultimo punto al servizio. Lalla batte il servizio, Comotti, Rissieri, attacca Comotti con il muro di De Val che però si spegne sull'asta laterale. 7° punto, scusate, per la
la formazione padovana. Federica Comotti al servizio ora per la formazione della banca Ania Aduna. Pronto al servizio Comotti. Serve su Galbero. Lalla Bortoli. Galbero attacca col mani. Che non c'è, mani out. Quindi palla out di Emma Galbero. E vale l'8° punto per la formazione di Lorenzo Maducci. Scusate. Pronta ancora Cotti. Tutto. Riceve Giudice. Bortoli. Ancora Galbero. Questa volta l'attacco fatto di Emma Galbero in mezzo alla difesa di Romano e De Bortoli. Pronta Galbero. Servito su Comotti, Rizzieri. De Bortoli. Magazza difesa. Lalla Bortoli. Va Magazza a attaccare. Forza l'out, però Comotti difende. De Bortoli attacca. La palla è in campo di Giorgia De Bortoli. 9-12 punteggio. Giuditta Romano al servizio. Che serve adesso? Riceve Giudice dalla Bortoli. Magazza in pallonetto. C'è la difesa di Rissieri. Però Comotti deve comunque concedere una free ball. Che ne va al sfrutta. 13-9. De Valla, nostra capitana al servizio, riceve Cavalera, Ristieri, attacca e Gaia Biondi. Vale il 10° punto per la formazione di Padova. 10-13. Giulia Dainese al servizio, giocatrice che è entrata in corso d'opera nel mercato di metà stagione. Infatti è diventata lei subito titolare al posto di Joellen Bra. Laureata tra l'altro Joellen Bra. Potete intravedere sui social. Il punto nostro adesso è 14-10. Servizio di Petruziello, riceve De Bortoli. Rizzieri. Petruziello difende l'attacco di De Bortoli. Attacca Magazza, ma viene murata da Biondi. 11° punto per... Quindi 11° punto per la Duna. Pronta al servizio De Bortoli, la capitana violetta di Aduna. Palla complicata per Galbero che non riesce ad arrivarci. 12-14. Allora, ancora De Bortoli al servizio. Servizio questa volta su Magazza, forse in due sulla palla. Attacca Campagnolo. Va bene a Campagnolo. 15-12. Oddio del net. Pronto al servizio Francesca Magazza che serve su Cavalera. Rissieri, lato Comotti. C'è la difesa anche con lo zio del muro di Giudice. Attacca Galbero. Ma Galbero 16-12. Ancora Francesca Magazza al servizio. Battuto, riceve Comotti, forte lunga. Campagnolo viene murata. Magazza in bagger per Galbero.
virgolato il suo attacco. Pronta ancora Vagaia Biondi al servizio. Battuto. Riceve Giudice. Bortoli al centro per Magassa che attacca, ma c'è la difesa di Dainese. Attacca Comotti e passa l'attacco di Comotti, che vale il punto numero 14 per la formazione di Lorenzo Amaducci. Ancora Biondi al servizio. Pronto al servizio Biondi. Serve su Galbero che riceve bene il servizio. Prova ad attaccare ma c'è la difesa di De Bortoli. Comotti in pallonetto. Preso un po' il controtempo. Petroziello nella metà campo. Subito Rissieri. Non può arrivarci Petroziello. 15-16, quindi si riequilibra la situazione. C'è il time out per Luca Parlatini, sponsor. Nuovo in diretta da Arena Biancorosa di Volano. Il punteggio adesso è di 16-15, sempre a favore delle biancorose di Luca Parlatini, ma dopo un bel break di vantaggio adesso è quasi parità, perché adesso i punti di differenza è solo uno. Servizio battuto su Giudice. Bortoli, lato Erma Galbero, che forse no, aveva toccato il naso probabilmente, ma non di questo avviso l'arbitro, che invece conferma il tocco del muro. Comotti spara out, 17-15. Probabilmente il primo arbitro deve aver visto bene invece, perché mi confermano un po' tutti che probabilmente il quarto non c'era, perché il muro c'è, aveva toccato. Servizio di Campagnolo su Comotti. Rissieri. Comotti. La palla è in campo. Palla in campo, 16-17. C'è una buona porzione di pubblico anche di Padova che si fa sentire. Pronta Emma Rissieri per la formazione padovana. Battuto. Arriva l'Ace di Rissieri. Vale la parità. Adesso siamo sul 17 pari. Che fosse una partita complicata ne eravamo convintissimi. Ecco perché il nostro articolo diceva serve concentrazione. Non bisogna mai staccarla. Specialmente in un campionato così complicato, dove una squadra può passare da essere la migliore nella prima parte a risalire da essere una delle peggiori, perché Padova era ultimo e adesso invece comunque si è risollevata. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Padova è passato in vantaggio nell'arco di 2 minuti proprio dalla prima pausa, dall'ultima pausa sponsor. Adesso conduce per 18-17 nella prima frazione del set della partita. Emma Rissieri al servizio, autrice dell'ultimo ace, però la spalla si spegne in rete. 18 pari. 18 pari. Lalla Bortoli al servizio per le
bianco-rosse di Luca Parlatini. Servizio battuto, riceve Comotti, Rissieri. Al centro subito per Romano che attacca e si prende il 19° punto. Benedetta Comotti al servizio. Pronto Comotti al servizio. Serve adesso. Si spegne in rete anche il servizio di Comotti. 19 pari. Al servizio Emma Galbero per la Rotoblast. Serve adesso. Riceve Comotti. Risieri alza in bagger per Dainese che si spegne. Out col tocco di De Valle, quindi torna in vantaggio Padova, 20-19. Pronto a entrare Eugenia Uttino ed esce Emma Galbero. Allora entra Uttino al posto di Galbero. Al servizio Giudita Romano per Padova, che serve adesso. Riceve proprio Ottino il servizio. Bortoli spegne sul nastro l'attacco di Petrucciello. 21-19 adesso per Padova che adesso c'è il set con 2 punti per Padova. Battuto. Servizio era out, però Ottino la va a prendere. Petrucciello prende l'attacco. Subito dall'altra parte in bambola la difesa di Padova. C'è in bambola, scusate, con tutti i giocatori per terra riescono comunque a salvarla, scusate. Petrucciello, alla fine il punto arriva. 20-21. E sono tornate le trombe della Alan Berloffa Production a riaccendersi qua. Ovviamente io con Claudio non c'ero, quindi non so quanto hanno suonato forte in quella partita. Attacca De Bortoli e passa l'attacco. C'era quasi arrivata Petrucciello, ma si impegna nella nostra metà campo. 22-20. Giulia Dainese al servizio. Pronta Dainese che serve adesso. Ha ricevuto Ottino. La Bortoli. Magazza attacca. Ma c'era tentativo di difesa a muro e poi non ci può arrivare Comotti. 21-22. Chiara Sedenna entra al posto di Carlotta Petrucciello. Servizio battuto su forse lunga. Comunque Rissieri la mette subito dall'altra parte. 23-21. Allora Giorgia De Bortoli, la capitana di Padova, al servizio. Ha invitato a cambiare lato Amaducci a De Bortoli, che attacca dritto per dritto su Magazza, che però concede una free ball. Rissieri, Comotti, pallonetto, difende Magazza, Ottino. Però resta nella metà campo ancora Padovana, che può attaccare indisturbata. Difesa di Cavalera, Rissieri, Comotti, la difesa Piero Bon. Ancora lunga. La palla è out. Palla è out. 22-23. Allora il servizio. Magazza. E arriva l'Ace. 23 pari. 23 pari. C'è il time out per Lorenzo Amaducci. Sponsor.
ma perché c'era il pubblico, quindi quando lui urlava arrivava, rimbombava, entrava nel microfono. Di nuovo in diretta, Arena Biancorossa, 23 pari. Magazza al servizio. Serve adesso su Cavalera. Rissieri attacca da sola. Va via a muro zero. Gaia Biondi 24-23. Set ball a favore di Padova. Però c'è un cambio, entra la Sofiana Lin ed esce proprio l'autrice del punto Gaia Biondi. Allora, Sofiana Lin, palla set per lei. Vediamo il servizio. Battuto. Riceve Piero Bon, alla Bortoli. Ottino attacca col mani. Out. Annullata la palla set. Adesso ora il servizio. Benedetta Campagnolo al servizio. Benny al servizio. Attacco vincente di Giudita Romano. 25-24. Allora ancora una palla set per Padova. Servizio di Emma Rizzieri per Padova. Vediamo il servizio di Rizzieri. Servito. Riceve Piero Bon alla Bortoli. Ottino. Attacca Sesenna. Piero Bon. C'è un'altra free ball, un'altra possibilità che sfrutta. 26-24. Primo set a favore di Padova che ti porta sull'1-0. Allora noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo per l'inizio del secondo set. Di nuovo apriamo il microfono all'Arena Biancorossa dopo lo spazio dedicato al balletto dell'Accademia di Danza Tersicore Spazio Danza. E insomma abbiamo capito che sarà complicata questa partita per la Rotoplas, ma già alla vigilia l'avevamo detto che poteva essere difficile. Staremo a vedere come andrà a finire questa partita.
Allora l'arbitro fischia all'inizio della ripresa. Vediamo allora la ripresa. Ovviamente c'è bisogno di una scossa da parte della nostra squadra se vogliamo continuare il momento positivo. Allora inizia adesso il secondo set. Servizio la nostra capitana Jessica De Val. Servizio battuto. E arriva l'Ace. Inizia bene il set per la Rotoblas. Ancora Jessica. Il servizio. Battuto. Cavalera. Rissieri. Attacca dei Bortoli, murata da Cavalero e Campagnolo. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Stavolta l'attacco è vincente. Allora, fra un attimo vi dico anche i punti di squadra nel corso di questo primo set. Bortoli. Carlotta sfonda la difesa padovana e si prende il terzo punto. Attenzione, Cavalera, attacca De Bortoli, difesa di Ottino. Dalla Bortoli, attacca Ottino! E arriva il punto! Non si sono chiamate la palla Cavalera e De Bortoli. Stavano andando insieme ma dopo si sono anche bloccate. Quindi 4-1 Rotoblas. Allora, vediamo Carlotta Petrusiello al servizio. Battuto. Riceve Cavalera. Rissieri alza in bunker per De Bortoli che prova ad attaccare. C'è la difesa. No, di giudice, non può arrivarci. Allora, i punti di squadra dopo il primo set. 2 punti De Val, 1 Ottino, 3 Galbero e Campagnolo, 5 Magazza, 3 Petrusiello, 1 Lalla Bortoli. 18 punti di squadra e 6 su errore della Duna. Lato Aduna, 3 punti Rissieri, 4 Biondi, 5 De Bortoli, 5 Romano, 4 Comotti, 1 Dainese. 22 punti di squadra, 4 su errore della Rotoblas. Allora, quinto punto della Rotoblas. Ora al servizio c'è Francesca Magazza. 5-2 il punteggio. Tutto su Cavalera. Rissieri. De Bortoli al centro. Difende Petrusiello che forse si è anche fatto un brutto colpo alla mano. Ottino attacca ma c'è la difesa di Dainese. Rissieri. Comotti. Passa l'attacco di Comotti. Adesso siamo 5-3. Pronta al servizio Padova. Con Biondi che serve su Ottino. Bortoli. La tocca. Lotta Petrusiello che si prende il terzo punto. Poi mani out.
Benedetta Campagnolo al servizio. Campagnolo. Servizio out di Campagnolo. Sesto. 6-4, scusate. Il sesto punto è nostro, però in realtà il punto è il quarto da parte della formazione padovana. Emma Rizzieri al servizio. Servizio in rete di Rizzieri. 7-4. Lala Bortoli al servizio. Pronta Bortoli. Al servizio. Cavalera riceve. Rizzieri al centro subito Romano. Difende Ottino, ma la palla non è preda di nessuna delle biancorosse, quindi arriva al punto numero 5 per Padova. Se scende il pubblico padovano per caricare un po' la squadra, riceve Magassa. Petruzziello anche con l'audio del net. Provato un tentativo De Bortoli, ma la palla Eugenio Ottino, che adesso ha preso, direi in maniera abbastanza ufficiale, il posto di Calbero. Riceve Comotti, forse lunghetta, però ci arriva Rizzieri. Però c'è il tentativo da parte nostra adesso con Petruzziello, che per poco non faceva punto, però c'è un'altra possibilità, che prende De Bortoli e leva da Cavalera e anche dall'altra ragazza. 8-5 quindi. C'è il punto di Padova adesso. Allora, 9-6 adesso il punteggio nel corso del secondo set. Pronta Romano, che serve su Giudice. Bortoli. Attacca Magazza. Francesca Magazza. 10° punto. Pronta De Val al servizio. Pronta De Val, la nostra capitana. Battuto, riceve Comotti. Rizzieri, lato di Daine, da difeso. Ah, quasi. Aveva provato a difendere De Val. La palla supera la rete e si spegne fuori dalle linee. Giorgia De Bortoli, no, scusate. Comotti. No, Comotti è Dainese era al servizio. Ha ricevuto Tino. Bortoli. Attacco di Magazza. Riesce a arrivarci Padova per il rotto della cuffia. Ancora Magazza che ci riprova. E questa volta Dainese non gli riesce. Questa volta è la difesa. Pronta Carlotta Petruzziello. Serve Petruzziello, Comotti. Attacca Dainese. Servizio è out. Scusa, l'attacco è out, sì, ma non c'è il tocco a muro. Anche Amaducci fa il pollice, come dire, per dire va bene. Carlotta Petruzziello al servizio, 12-7. Battuto. Comotti. Ha servito Rizzieri. La difesa. Ottino. Ragazzi, è troppo difficile qui. Forse era Campagnolo. Magazza. 8-12. Gara Biondi. Padova.
Pronta De Bortoli, riceve giudice Bortoli. Ma Campagnolo gli rimbalza sul corpo. Vale il 10° punto, no, il 9° punto, scusate, per Padova. Servizio, riceve Ottino, Bortoli, lato Campagnolo, questa volta l'attacco pazza, ma c'è la difesa di Dainese, poi Murata Comotti, la benedetta Campagnolo, 13-9, il muro dolomitico, non fa passare l'attacco padovano. Pronta Francesca Magazza al servizio. Tutto. Sponsor. Toppare invece grazie a tutti voi del vostro sostegno. Grazie. nuovo in diretta dall'Arena Bianco-Rossa di Volano, siamo sul servizio out, sì, 14-10. Attenzione, Bortoli, Ottino, Ottino! Ottino, 15-10. Benny, servizio, out. 11-15. E Marizzieri al servizio per Padova. Servizio battuto su giudice. Magazza, lato Ottino. Eugenio Ottino! Stavolta in un'altra zona del campo. Trova impreparata Padova. 16-11 nel corso del secondo set. Lalla Bortoli al servizio. Battuto. Riceve Cavalero. Ancora Ottino a attaccare. Pallonetto, questa volta c'è Rissieri. Cavalera. Dainese Murata da Carlotta. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Lalla Bortoli al servizio. Servizio su Comotti. Rizzieri, lato Comotti che attacca, c'è la difesa di Giudice anche con l'ausilio del muro. Magazza attacca, De Bortoli difende. Rizzieri, lato Comotti. Ottima il riflesso di Giudice, nonostante il controtempo per la deviazione. Dainese, out. Out Dainese. 18-11 per la Rotoblast nel corso di questa seconda frazione di gioco. C'è il time out per Padova Sponsor.
0-3. Alla 0-3. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 18-11 il punteggio nel corso del secondo set che a favore della Rotoblat. Dalla Bortoli al servizio. Riceve Cavalero. Ieri c'era Murata, Lalla Bortoli. Ottino attacca Murata. Trusiello ha fatto bene secondo me perché la palla sarebbe caduta in campo. Ottino col tocco a Muro che non c'è. Tocco a Muro che non c'è. Direi che hanno visto giusto gli arbitri. Ottino, infatti, placata la protesta di Ottino e di Deval. Veramente, Detto da te che non hai detto parola, Andrea, Attenzione, Petrusiello. In due sulla palla, pericoloso. De Bortoli difende Magazza. Subito Deval. Jessica Deval. The Spike. 19 a 12. Forse sa che hanno chiamato. Forse un tentativo. Forse un'esultanza un po' troppo decisa da parte delle nostre ragazze. È stata richiamata Deval dal primo arbitro. Ottino riceve Cavalera. Rizzieri da Inede col money out di Magazza. 14-19. Scusate, 13-19. Mano, giudice, Bortoli, Deval, Murata. C'è ancora una possibilità per la Rotoblat. Al centro Ottino. Posso dire che... Allora io direi che tra un po' il nostro direttore sportivo può venire qua al mio posto, perché ormai ogni esultanza non riuscirò mai a parlare. Però i complimenti per la partita scorsa non li ho ancora ricevuti da parte sua, che è lui che mi ascolta sempre. Deval al servizio out. 20-14. Giulia Dainese al servizio per la formazione di Lorenzo Amarucci. Servizio sul tiro, Bortoli. Ma scusate, Petrusiello, Murata, però c'è la difesa. C'è poi subito il giudice. Magazza attacca. Francesca Magazza, 21-14. Allora, 21-14. Allora, pronta Petrusiello. Battuto. Riceve Cavalera. Rizzieri. Subito. C'era quasi arrivata giudice, ma non è riuscita, per fare la mia classica battuta alla giudice, non è riuscita con la sua difesa a mettere il proseguo del dibattito. Allora, ancora De Bortoli. Serve su Ottino. Bortoli. Magazza. Difeso da Inese e c'è la free ball. Bortoli. Ma pallonetto di Campagnolo. 22-15. Rispetto al primo set possiamo dire che la Rotoblat è entrata con un buon appiglio fino adesso e infatti i 7 punti di vantaggio attuali lo stanno dimostrando. Francesco Magazza al servizio. Battuto. Riceve Comotti. Rissieri per De Bortoli. A muro 0 difende Magazza. Attacca Petrusiello. Difende De Bortoli. Rissieri. Comotti. Murata da Campagnolo.
Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Ancora Magatta. E gol! Ancora Francesca Magazza al servizio. Rizzieri. Attacca Biondi, murata da Ottino. Rizzieri. Comotti in free ball. Campagnolo alza per Bortoli. Che attacca Campagnolo e chiude il set. 25 a 15. Da Rotoblat. Allora noi ci prendiamo una piccola pausa col microfono e vi lasciamo al ballo della Tersicore Spasso e Danza. Tra poco. Allora riapriamo il microfono. Vabbè, volevo leggervi i partiti. Adesso che avevo più tempo volevo fare leggervi i partiti, ma il direttore sportivo vuole rendermi i giochi complicati. Allora riapriamo il microfono per leggervi subito i punti di squadra di questo secondo set. Anzi scusate, questi sono i punti del secondo set, non sono quelli totali. Allora ha fatto 2 punti Deval, 4 Ottino, 5 Campagnolo, 6 Magazza, 5 Petrussiello, 22 punti di squadra, 3 su errori di Aduna. Lato Padova, 1 Rissieri, 2 Biondi, 1 De Bortoli, Romano. Squadra 6 su errore della Rotoblat. Allora un attimo che mi fermo un secondo e arrivo. Allora eccoci qua, le squadre sono appena rientrate sul terreno di gioco. Allora, a prescindere dai risultati, sicuramente 4 set si giocheranno. Allora inizia il terzo set. Pronta al servizio. Riceve giudice. Bortoli. Petrussiello. Centra in pieno. Proprio Biondi che non riesce a spostarsi in tempo. Però probabilmente la palla restava in campo lo stesso perché era abbastanza dentro. 1-0 quindi nel corso del terzo set.
Servizio di De Val battuto su De Bortoli, Rizzieri, Comotti, tocca l'asta, Carlotta Petruzziello, 1 pari. Emma Rizzieri al servizio. Pronta Rizzieri, che serve adesso, riceve Giudice. Palla per Bortoli, al centro Campagnolo, c'è la difesa di Cavalera che però concede una free ball, da libero a libero, lato Magazza, con il tocco del muro, Magazza si prende il 2-1, abbiamo 2-1 adesso. Servizio, salute. Rizzieri, attacca Romano, non può arrivarci Giudice. Palla gli si spegne in mano. 2 pari. Federica Comotti al servizio. Forse ha toccato la linea di fondo Comotti, però l'arbitro lascia giocare. Ragazza, difesa di Rizzieri, forse lunga, resta nella metà campo biancorossa. De Val alza la campanile per Magazza, che attacca, ma c'è Cavalera che difende. Comotti alza, prova l'attacco. Bortoli forse era out, però Tino la prende, attacca Petruzziello e prende comunque il punto. Servizio, Magazza, out, 3 pari. Servizio di Romano. Attacca Campagnolo. Può arrivarci Rizzieri. 4-3. Comunque volete sapere perché ho qui di fianco il direttore sportivo? Perché tira una voce un po' brutta nei miei confronti che sono sotto osservazione, quindi adesso che c'è il direttore sportivo può testimoniare se faccio bene il mio lavoro o meno, anche per quello. Sono bravo, molto professionale. Ok, almeno questa è una buona notizia, perché ogni volta che parlo col direttore generale scherzosamente mi dice sempre che sono sulla graticola. La serve in free ball, ma lei dice altro che free ball, ve la metto in fondo e vi faccio che punto. Pronta Benedetta Campagnolo, out. Ma stanno tutti altissima la palla. Allora 5-4. Da Inese al servizio. Al servizio. Battuto. Magazza. Lalla Bortoli. Tino attacca. Cavalera. Un controtempo. Cavalera. De Val. Porterà anche out. È andata molto bene al volano questa azione. Allora 6-4 adesso. Bortoli, scusate, Bortoli. Murata, Biondi. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Il muro di Jessica De Val. Intanto il cambio è entrata Michela Fregonese.
è uscita Giudita Romano. Servizio battuto. Rizzieri. Lato De Bortoli. Col gioco anche del muro. Giorgia De Bortoli, la capitana, prende il sesto punto. Il quinto punto, scusate. 7-5. Giudita Romano. Scusate, Giorgia De Bortoli. Giudice ha ricevuto. Lalla Bortoli. Petruziello. Carli. Pettino al servizio. Cavalera. Rizzieri. Lato Comotti. Out. L'attacco di Comotti. Nono punto per la Rotlas. Sì, 9-5. Pronto al servizio ancora Eugenio Uttino. Ancora su Cavalera. Rissieri. Pregolese Muratta. Rissieri per Comotti. La ricevuta. Carlotta Petruziello. 10-5. Time out. Ponto. Ricordo per essere già. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 10-5 il punteggio nel corso del secondo set a favore della Rotblas. Allora ancora Eugenio Ottino al servizio. Battuto. Cavalera. Rizzieri. Lato Dainese. Passa l'attacco di Dainese. 6-10 adesso. Ora vediamo un po' adesso al servizio. Proprio la subentrata. Michela Fregonese. Battuto. Giudice. Lalla Bortoli. Carlotta Murata da Comotti. Settimo punto per Padova. Un servizio ancora Fregonese. Lalla Bortoli. Attacca Carli. Stavolta l'attacco è passato. 11-7. Carlotta Petrustiello. Jessica De Vala al servizio. Riceve De Bortoli. Rizzieri. Comotti attacca, difende Magatti. Carlotta Petruziello 11-7. 12-7, scusate. Ancora Getti al servizio. Jessica. Palla per poco out, peccato. 12-8. Vi ricordo che questo è l'ultimo incontro casalingo prima della pausa pasquale, perché ovviamente la prossima giornata ci sarà il match in trasferta, ma dopo ci sarà la pausa pasquale di una settimana e ritorneremo in campo
nella settimana del 9 aprile. 13-8. Allora, vi ricordo, così già fate mente locale, la prossima sarà contro l'Orotic Peschiera Ponti e saremo a Peschiera del Garda nella giornata di sabato 23 alle 20:30. Però la località di quello Peschiera del Garda a Ponti sul Mincio, anzi mi conferma il direttore sportivo, servizio che va a toccare la rete ma passa nella metacampo padovana. C'è l'invasione di Bortoli, sì. Non ci sarebbe arrivata comunque Petruziello. E forse Magasta gli si è sollevata la maglietta e ha strisciato sul parquet. Speriamo non sia nulla di grave, perché comunque grattarsi anche su questo tipo di pavimentazione, posso confermarvelo, io che ho giocato sia a volley che a calcio, non è proprio un toccastana per la pelle. Allora, 13-9. Pronta Federica Comotti al servizio. Toccato la... Sì. Toccato, esatto. Infatti era la terza volta che toccava la linea. Questa volta era abbastanza netta. 14-9. Scusate se non ho intervenuto subito, ma però pensavo che non lo fischiavo. 14-9. Comotti. E arriva il punto. 15-9. Time out per Amaducci, sponsor. La terza frazione di gioco. Servizio di Magazza, riceve Bortoli. Rissieri al centro. Romano prende il... Allora vi ricordo, la prossima giornata sarà sabato 23 alle ore 20:30 a Ponti, e poi ci sarà la pausa pasquale e rientreremo in campo il 6 aprile alle ore 20:30 all'Arena Biancarossa contro, attenzione, ascoltate bene, dove ci si gioca anche i playoff, quindi match molto importante, la 21esima. La 20esima non sia nulla di che. Sono minacciato adesso addirittura. 16-11. 16-11, Giulia Dainese al servizio. Pronta al servizio, riceve giudice. Bortoli. Ottino! Eugenio Ottino dice... La Bortoli al servizio, in rete. Almeno vede anche se faccio così almeno. Allora, riceve Ottino, Magazza, attacca Carli in pallonetto, difende Comotti in corso. Col tocco che non c'è tocca muro. 17-13.
No, scusate. 18-12. Dopotutto è Galvero. Allora, al servizio. Ottino, ricevuto Comotti subito dall'altra parte di Stieri. Col muro praticamente... Dainese, poi però c'è il punto lo stesso. Distrazione Cavalera e Comotti. Entra, esce Giorgia De Bortoli, la capitana, ed entra la numero 14, Giulia Gherardi. 19-12 il punteggio. L'arbitro stava aspettando di capire chi fosse il capitano adesso che è uscita De Bortoli, che sarà Comotti. Pronta al servizio. Eugenio Ottino. Che serve? Out il servizio di Eugenio Ottino. 13-19. Sceso un silenzio di tomba. La Fregonese al servizio. Ragazza al centro. Tino attacca. Difende Dainese. Attacca Gherardi. Ok. Dainese. Difende De Bortoli. Out, ma difende Gherardi. Attacca Comotti. Murata da Carli. 20-13. La Carli. Servizio di De Val su Comotti. Deve alzare a campanile Rissieri che la mette nella metacampo biancorossa con Petruccello che ci prova. Nel punto. (21-13). Ancora il servizio. C'è Jessica De Wall. Getti. Battuto. Riceve Gherardi. Rissieri. Attacca Comotti in pallonetto. Difende Ottino. Bortoli. Rato Magazza. Col tocco a muro che c'è. Esatto, il tocco a muro che c'è. 22-13. Infatti mi dava l'idea che era out. Allora entra Sofia Nalin. Ed esce Federica Comotti. Esatto. 22-13. Jessica De Val al servizio. Servizio De Val, battuto. Gherardi aveva ricevuto. Attacca. Forse andava out l'attacco di col mani out, però per Petruccello. Ha difeso Dainese, alza campanile K. Poi attacca Gherardi, ma non riesce all'attacco. Attacca Magazza! (23-13). Allora 23-13 punteggio. Ancora De Val, la nostra capitana, al servizio. Battuta. Riceve Cavalera. Di Giuditta Romano. 14-23. Pronta Emma Rizzieri per Padova. Battuto. Ottino. Ace. 15-23. Ancora servizio di
Stavolta Ottino riceve bene, l'alla Bortoli. Magazza. Cavalera. Lato di Biondi. Campagnolo. Che miracolo di Lalla Bortoli. Una gamba sola è riuscita a passarla. Palla set per la Rotoblast. Bello. Servizio battuto in rete. 24 a 16, scusate. Battuto. È out. 25 a 16. La Rotoblast si aggiudica anche il terzo set. Si porta sul 2 a 1. Allora io direi che andiamo con gli sponsor, perché non vedo la ragazza del Tersicor Spazio Danza. Quindi pausa sponsor e torniamo per il quarto set. Io di Lilaro ho molta paura, infatti. Di nuovo in diretta dalla Arena Biancorossa di Volano. 2-1 il punteggio dopo 3 set di gioco. Primo set 24 a 26, secondo 25 a 15, terzo 25 a 16. Inizia adesso il quarto set con De Val, la nostra capitana, alla battuta. Cavalera riceve Rissieri, lato Gherardi, che adesso sembra aver preso definitivamente il posto. È stata murata. Prova di nuovo Petruccello, ma la spara out. Primo punto per Padova, 1-0.
Vi elenco subito i punti di squadra. Allora, 7 per De Val, 6 Ottino, 3 Galbero, 10 Campagnolo, 15 Magatta, 18 Petrusiello, 1 Lalla Bortoli. Punti di squadra 60 da parte della Rotoblast, quindi questo è il totale di tutti i set. Magazza! 1 pari. 60 punti di squadra, 14 su errore di Padova. Lato Padova invece, Rizzieri 5, 1 Fregonese, 6 Biondi, 7 De Bortoli, 9 Romano, 8 Comotti, 4 Dainese. 40 punti di squadra. Ehi, Carlotta Petrusiello. Su errore della Rotoblast con un totale di 57. Il servizio ancora Carli, Cavalera, Rissieri, lato Fregonese. Arriva. C'è l'invasione, esatto, di Padova, credo di Rissieri. 3-1 Rotoblast. Pronto al servizio Carlotta Petrusiello. Ancora Carli. Riceve Gherardi. Rizzieri, lato De Bortoli. Fuori. Giorgia De Bortoli. Allora, Giorgia De Bortoli al servizio, la capitana padovana. Riceve Magazza, Lalla Bortoli. Da Magazza a De Bortoli. Servito! Francesca Magazza al servizio. Magazza. Sfiorare la linea, Cavalera, scusate. Comotti, attacco vincente, non ci può arrivare. Carlotta. Vamo. Michela Fregonese al servizio. Servizio su Giudice. Lalla Bortoli. Ottino, mani out. Pronta Campagnolo. Servizio battuto. Sfiorare a toccare il nastro. Comotti, pallonetto, difende Petrusiello. Lalla Bortoli, alza Magazza e ti prende un gran punto. Termine Franci. 6-4. Benedetta Campagnolo al servizio. Campagnolo. Gherardi, Rizzieri. Attacca. Ha provato Romano, ma è murata. Vale il 6. Pronta Campagnolo, ancora battuto. Ancora a sfiorare il nastro, Gherardi ha ricevuto. Romano prova l'attacco, ma c'è la difesa di Bortoli, se non ho visto male. Provato anche Carli, messa difesa da De Bortoli. Comotti a due mani, free ball, riceve De Val, Bortoli. De Val! Jesse the Spike!
Nuovo in diretta all'Arena Biancorossa di Volano. 8-3 il punteggio a favore della Rotoplas Volano Volley nel corso della quarta frazione di gioco. Punteggio di 2-1 a favore della Rotoplas, il complessivo dei set ovviamente. Se riceve De Bortoli il servizio di Campagnolo. Comotti attacco Tino! Eugenio Tino! Prossimo acquisto? Si vociferava già da due... Martina Bracchi. Video. Out di poco, ma Campagnolo. 9-4. E Marizieri al servizio. Battuto. Out. 10. Pronta. Dalla Bortoli. Il punteggio di 10-4. Servizio su Gherardi. Attacca Romano Murata. Gherardi ci mette una pezza. Comotti. Ha difeso Bortoli. Giudice in bagger per Carlotta Petriziello. Carli! 11-4. Sono arrivati gli ultra in stile Ufanengo. Lalla Bortoli. Servizio. Out il servizio, sì. Out. 11-5. 5 una palla. Servizio di Comotti su Magazza, Lalla Bortoli. Ottino attacca Murata, Ottino. 11-6 adesso. Porge ancora un po' le distanze Padova. Sì. Ma lo sai com'è fatto Galbero, no? No, poi lo farò dopo. Ace 7-11. Luca chiama. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Il servizio giornalistico diceva serve la concentrazione e la Rotoplas non deve pensare, perché abbiamo 7 punti di vantaggio, di cedere, che non è ancora finito, i 3 punti non sono ancora arrivati. Allora, servizio Comotti riceve Magazza, Bortoli. Attacca Carli, un po' in difficoltà qui nel tentativo d'attacco. Al centro Comotti. Ha difeso. Giudice dall'altra parte. Grande la difesa comunque. Attacca Romano! Monster block, monster block, monster block, monster block. Andarci insieme. Provare, non mollare. Quasi lei il punto
perché ha rimesso in campo la Rotoblat e dopo Padova ha attaccato sbagliato. Gherardi, la difesa giudice, ma Magasta è un Terminator proprio, non gliene frega niente di romperti una gamba, di andare contro un vetro. Vabbè, hai visto con che corsa? Che scadeva, se traballava di più con la panchina erano un cazzi amari. Parola. 12-8 allora. Romano riceve Ottino. Lalla Bortoli, lato Magazza che attacca. Cioè la difesa. Ha difeso Bortoli. Carli out. Attacco out di Bortoli. E Carli. Come ho detto, non dobbiamo cantare vittoria ancora perché non è finita la partita. Romano, servizio out, 3-19. Scusate. Allora, Deval. Battuto. Gherardi, lunga, ma agazza subito Cavalera. Ci ha messo una pezza. Gherardi, mani out di Gherardi. 13-10. Battuto il servizio. Deve ma Gatto attacca, c'è la difesa di Comotti. De Borto. La grinta di Comotti, di De Bortoli. 11-13. Luca, time out. Sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Nel corso del quarto set, Amaducci, nonostante i 2 punti di ritardo, ne ha ancora uno a disposizione. Pronta. Gherardi, ha servito Ottino, Lalla Bortoli. Lato Carlotta. Basta l'attacco di Carlotta. 4. Pronta Carli al servizio. Rissieri, lato Fregonese. Ci arriva Bortoli. Ancora Fregonese. Magazza! Ad attaccare addirittura! Non ha murato, attaccato addirittura. Attenzione. Fregonese. Entra Gaia Biondi. Allora, bisogna dire che Fregonese, più che un pallonese, sembrava un'alzata praticamente. Pesa così a mano chiusa, ha fatto un attacco. Carli al servizio. Riceve Gherardi. Attacca De Bortoli. Murata De Bortoli. Attacca Gherardi. Ottino. Lalla Bortoli. Magazza. No! Ma che brutto rumore per terra. Nelle mani di Campagnolo. 12-15 il punteggio. Fa tutto il servizio di De Bortoli su Magazza.
di Comotti. La grinta di Comotti che con questo urlo sprona la sua squadra. Quindi allora 15-13 al servizio. De Bortoli, ancora lei. Ottino riceve. Bortoli. Campagnolo. Alla Bortoli, scusate. 16-13. 16-13, Lalla Bortoli. Magazza al servizio. Ha pestato la linea. Magazza. È andata bene alla rotobla. Faceva un punto di testa. Mamma mia. Comunque Magazza graziata qua. Che aveva... ci ha graziato anche qua. Bionda al servizio. Comunque se Carli avesse fatto un punto in sta maniera io andavo a casa. Allora, Gaia Biondi, battuto in rete, brutto servizio di Gaia Biondi. Sì, la Magazza, sì, aveva pensato tantissimo. 17-14. Benedetta Campagnolo. Servizio. Battuto. Out. 15-17 adesso. Marizzieri al servizio. Battuto. A pallonetto. Riceve. No. Eugenio Uttino. – 18-15. Lalla Bortoli. Riceve De Bortoli. Rizzieri. Motti. Non ci arriva Magazza per un soffio. 16-18. Pronta al servizio. Giudice. Carli forse andava out, ma intanto è cambiato il libero. Attacca De Bortoli, out. Brutto attacco di De Bortoli. 19-16. Allora era entrata Marta Gazzerro. E ora al servizio c'è Eugenio Ottino. È rientrata intanto il libero Sofia Cavalera. Battuto. Gherardi. Ottino ha una mano sola difeso. Il giudice. Magazza. Francesca Magazza. 20-16. Eugenio Ottino. Centro Romano. La Bortoli lunga e ci arriva Romano. 20-17. Giudita Romano, autrice dell'ultimo punto. Al servizio. Tutto. Giudice. La Bortoli. Carli. Sfiorando il tetto. Gherardi Murata.
Non c'è arrivata, giudice. 18° punto per Padova. Monta il servizio. Bortoli. Magatta. Olè! Magatta! 21-18. Jessica De Vala al servizio. Riceve. Ace! Time out a Maducci, sponsor. Siamo in diretta dall'Arena Biancorosa di Volano. 22-18 il punteggio nel corso del quarto set, scusate. Ha ricevuto Cavalera, Rizzieri, Gherardi, fucilata di Gherardi, non può nulla. In difesa Bortoli, 22-19. Gherardi. Out. 23-19. Ancora Carli al servizio. Battuto. E ci arriva Carlotta in difesa. Attacca Magazza. Pomotti. Attacco in campo. 20-23. Andrea, stasera prodotto. Però carica un uomo. Tino, Lala Bortoli. Magatta! Allora c'è il match ball adesso per la Rotoblast. Pronta Magazza al servizio. Servizio battuto. Attacca Comotti, mani out. Indemoniata Comotti. È indemoniata, 24-21. Intanto gli ultra calcistici si sono sollevati adesso da questo lato nostro. 24-21. Servizio battuto, riceve Magazza. Ottino! Murata Ottino. Mi porta sfiga. Allora mi... Battuto Ottino. Lala Bortoli, Ottino attacca. Murata Ottino. Attenzione! Attenzione! 23-24, attenzione!
3 punti recuperati. Attenzione, Bortoli. Carli. Disastro totale. Vai i vantaggi. 24-20. Giudice. Emma Galbero? No, per Campagnolo. Si gioca la carta. Si gioca il jolly Galbero. Mamma mia. Galbero. Galbero. E Bortoli. Romano. Non ce la può arrivare. Di nuovo parità. Rissieri? Al servizio? Marissieri. Battuto. In rete! Da 25, scusate. Allora, un altro match ball. Lalla Bortoli al servizio. Lalla. Battuto. De Bortoli. No! Pallonetto vincente. Si allunga ancora il vantaggi. 26 pari. Mamma mia. Battuto. Una Gazza riceve. Dalla Bortoli. Carli. Murata. Bortoli. Ancora per Perli. Perli. Petruziello, scusate. Attenzione. Gherardi. Difende. Bottino. Cavalera. Una pezza ci ha messo. Bortoli. Ancora Uttino. Ecco Motti questa volta. Da lato Gherardi. Ha difeso giudice. Gherardi. Out, out, out. 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 Ventisette a 26. Out. Mamma mia, out. Blast. Oh mamma mia, ancora Eugenio Uttino. Battuto. Pomoti forse. Out, out, out. Il campo. Out. È out. È out. Ci prende il giallo. Ma out netto. Si va avanti, c'è un cambio, allora è entrata Sofiana Lin che va al servizio al posto di Giudita Romano. 27 pari. Era palla out. Era palla out. Servizio, giudice, Bortoli. Magazza, 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 è dentro! È dentro! È dentro! 28-27! Non può sempre per Natale, scusate, Era anche out prima. 7. Match ball. Deval alla
De Val. De Val. Rissieri. De Bortoli! Oddio! Oddio! Magazza! Il tentativo della... Mamma mia. ...28. 28 pari, sì. Gerardi aveva battuto il servizio. Magazza. Lucci. Va in vantaggio Padova adesso. La palla a set. Set ball per Padova adesso. Gerardi. Ah! Ragazza! Annullata la palla a set. 29 pari. Carlotta, Petruzziello. Cavalera. Rissieri al centro. Comotti, pallonetto. Bortoli. Giudice. Gerardi. De Bortoli. Free ball. Bottino. Bortoli, Campagnolo. La mette nel punto che spiazza Giudice. 30-29. Per Padova, set ball. Battuto. In free ball. Comotti. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 30 pari. Mamma mia. Un'altra volta, grazie a te. Ottino Muratta. Bortoli. Ottino. Un'agonia. Rientra Romano per Nalin. Graziato un'altra volta Magazza qua. Biondi, Magazza, Bortoli, subito! Madonna che agonia, ragazzi. Campagnolo. Un servizio. Out. 32-30. 31, scusate. Emma Rissieri al servizio. Emma Rissieri. Battuto in rete. 32-30. Non finisce più questo. Non dico più nulla. Allora, Lalla Bortoli al servizio. Lalla, battuto. Bortoli. C'è la free ball. Carlotta, Murata. Ah! Muro Romano. 33-32.
Adesso al servizio. Comotti, Magazza. Dalla Bortoli, Ottino. Oh! Eugenio Ottino. 33-35. Eugenio Ottino al servizio. Ottino, Comotti, Rissieri, Gherardi. Magazza, Comotti ha difeso. Il centro, free ball, giudice. Lalla Bortoli, Magazza, Murata. Giudice. Out! Out! Trentaquattro, 33. Match ball per la Rotoblast. Eugenio Ottino al servizio. Al servizio Comotti. Gerardi, Murata. La Rotoblast! Che sofferenza questo quarto set! Ma lo vinciamo noi! Ma lo vinciamo noi! Settima vittoria di fila! 35-33! 3-1! Vittoria consecutiva! Settima vittoria consecutiva! E di tutto il volano! Con una grande prova di forza! 35-33! È finita qui! Mamma mia! Che sofferenza! E che battaglia questo quarto set! Mamma mia! La Rotoblast vince per 3-1 e si prende la settima vittoria di fila. Allora, chiudiamo qui. Fabrizio, chiamami un'ambulanza perché appena vado giù in campo svengo. Grazie. Sabato prossimo a Ponti sul Mincio contro l'Orotic Peschiera Ponti, sabato 23, ore 20 e 30. Allora, l'appuntamento è per sabato prossimo. Tutti voi l'augurio di una serena notte ed è una dolcissima notte per noi di Volano. Altri 3 punti, 21 punti su 21 nelle ultime 7 partite. A tutti buonanotte.